facoltà, 10 minuti, senatore. Grazie Presidente. Vedi Presidente, l'avevamo detto Governo, l'avevamo detto fino all'inizio di questa pandemia. La frase è quella di Mario Draghi, whatever it takes, tutto quello che serve. Questo è da sempre lo spirito con il quale noi approcciamo ogni volta che il Governo ci pone delle questioni che riguardano il post-Covid, ovvero la crisi economica che ne è derivata. Il che di per sé non significa aderire in maniera acritica e senza alcuna capacità di modulare le scelte da parte dell'opposizione, perché altrimenti significherebbe, cosa per la quale peraltro, al di là del buon lavoro fatto anche in Commissione, c'è sempre l'impressione che il Governo, più che cercare la collaborazione dell'opposizione, ne cerchi la complicità. La complicità per arrivare ad avere domani un paracadute più ampio nel momento in cui gli obiettivi prefissati non arriveranno a risultato. Se tutti abbiamo fatto le stesse scelte non ci sarà nessuno che verrà a lamentarle. Questo non è un modo con il quale si può affrontare e si può superare questa crisi pandemica e soprattutto la grave crisi economica che ne deriva. L'avevamo detto fino al primo momento che saremmo stati disposti a qualsiasi sacrificio pur di risollevare il nostro Paese, ma esprimiamo una preoccupazione e non è certamente quella sul recovery e non è certamente quella sul PNRR. Serve al nostro Paese un piano nazionale di resilienza e di ripresa, serve il Recovery Fund da parte dell'Unione Europea e siamo anche soddisfatti nel vedere che da parte dell'Unione Europea c'è una nuova sensibilità che è ben lontana dalle descrizioni che faceva prima il senatore Pittella, al cui ricordo che noi non abbiamo bisogno di quell'Europa che ci aveva dato le elezioni nel 2012 imponendoci di fare delle cosiddette riforme che poi a distanza di qualche anno abbiamo conosciuto in tutta la loro disgraziata forma o deforma. Noi abbiamo bisogno di avere fiducia in noi stessi e di essere credibili a livello europeo e abbiamo bisogno di un'Europa che guardi all'Italia non come gli spendaccioni, ma come un paese serio che sta dando seriamente dimostrazione di come le cose debbono essere fatte. Di questo però occorre che il Governo se ne faccia seriamente interprete. Non che chieda all'opposizione di accelerare i termini temporali quando arrivate all'ultimo istante per approvare e convertire un decreto legge, perché questo non è serio. Non si vede lì la collaborazione, l'abbiamo data in queste ore in Commissione e sono ben contento che le richieste che abbiamo fatto, una su tutte, quella che il Parlamento sia seriamente e definitivamente ad avere l'ultima parola sul Piano nazionale di resilienza e di ripresa. Perché lo ricordo ancora, senatore Pittella, quello che stiamo approvando qua non è il piano. Colleghi, noi non stiamo approvando il piano, noi stiamo approvando le linee guida del piano. Attenzione, perché ancora una volta all'esterno viene passato un messaggio di risultato domani mattina che è ben lontano dalla realtà. Queste sono le linee guida che vengono date rispetto al piano che deve essere ancora fatto. Queste sono le linee guida che porteranno poi a scegliere dei progetti di cui chiediamo, e ovviamente avremo quindi cognizione in Parlamento, di avere possibilità di intervento, perché chiaramente sono cose che servono a risollevare il nostro Paese, ma servono quelle risorse che arriveranno solo a primavera 2021. Siamo però preoccupati, quindi la nostra non è un'adesione alle linee guida senza critiche. La nostra è e sarà, lo anticipo fin da adesso, un'astensione in attesa di vedere quello che sarà il piano vero e proprio, ma siamo preoccupati e non rassicurati dal vostro modo di condurre questa faccenda, perché è evidente che ci sono troppe asincronie all'interno della maggioranza ed è evidente che queste non vengono risolte dando risposte esaustive, ma mettendo tutto assieme fino ad arrivare a inserire talmente tanto in queste linee guida da fare precorrere il rischio che si arrivi alla cosiddetta irrilevanza dell'uguaglianza. C'è talmente dentro tutto, c'è talmente tutto di tutto, per cui alla fine tutto è uguale all'altro e non ci sono neppure delle priorità serie. Noi non siamo rassicurati, Presidente, perché ci sono delle incoerenze che la maggioranza continua a non risolvere. Si parla di infrastrutture. Abbiamo fatto inserire qui dentro, bontà di Dio, finalmente l'avete capito, che occorre mettere mano seriamente ai problemi riguardo alla ricostruzione del sisma e al dissesto idrogeologico. Ma che fatica a farvi inserire parole come infrastrutture specifiche come TAV piuttosto che ponte sullo stretto, fino ad arrivare, e lo leggo per cognizione di tutta l'Aula, a questa formulazione che avete inserito nelle linee guida che non so come definire se non bizantino-barocca.
testuale, l'adozione, il governo si impegna, eccetera, eccetera, l'adozione delle migliori tecnologie esistenti per favorire i collegamenti stabili nel sud del paese, nonché tra la parte continentale e quella insulare, in modo da garantire un regime effettivo di continuità territoriale con territori che rappresentano le naturali piattaforme intermodali degli archi costieri del Mediterraneo. Tutta quella roba qui per non avere il coraggio di dire ponte sullo stretto di Messina. Allora, se non avete la capacità di affrontare seriamente tra di voi, maggioranza di governo, una cosa come questa, che fiducia possiamo avere che quello che inserite in questo piano abbia poi seria volontà di attuazione da parte del governo? Sono linee guida, l'abbiamo detto e l'abbiamo ribadito, ma occorre che ci sia un'idea chiara su che cosa si intende per infrastrutture. Qual è l'idea che ha il governo sulla Gronda di Genova? Qual è l'idea sulla Pedemontana? Qual è l'idea sulla TAV? Qual è l'idea del governo sulla riforma della giustizia? Sul codice degli appalti? Qui dentro continuate a commettere lo stesso errore di inserire la volontà di fare deroga ai singoli progetti che saranno presentati sul Piano nazionale di resilienza e di ripresa, ma non di mettere mano a quelle regole che azzoppano tutto l'intero Paese. Ancora una volta si vanno a fare delle selezioni e questo è sbagliato. Questa è invece l'occasione per rivedere tutto l'intero sistema normativo che non ci fa lavorare. Occorre avere consapevolezza, Presidente, che questo è il momento per mettere mano alle regole, ma è evidente che in maggioranza non c'è convinzione nell'affrontare le regole del sistema, perché non si sa mai poi come può andare a finire nelle differenti visioni che caratterizzano questa compagine di governo. Inserire costantemente deroghe, ancora una volta, produce un'idea frammentaria di visione e si rinuncia ad intervenire con modifiche di semplificazione e revisione sui colli di bottiglia del sistema stesso. Sono colli di bottiglia non solo infrastrutturali, sono colli di bottiglia che si parli, ripeto, del codice degli appalti piuttosto che delle regole del commercio, dell'industria, dell'agricoltura. Sono cose sulle quali per troppo tempo abbiamo sentito parole senza trovare soluzione, sulle stesse regole dell'ambiente, sulle regole dell'energia, e non si vuole prendere questa occasione per rivederle. Ci preoccupa quindi il vostro modello di ripresa, che non si capisce e continua ad essere terribilmente indefinito per non urtare appunto le diffidenze e le differenze ideologiche che caratterizzano la maggioranza, fino ad arrivare al paradosso che dicevo prima di mettere dentro tutto ma alla fine di non identificare nulla. Presidente, noi abbiamo bisogno di questo piano. Noi abbiamo bisogno che gli italiani siano date delle certezze nelle scadenze temporali e nella effettività delle risorse che vengono spese. Nel momento in cui si avranno a disposizione queste risorse, ma non saranno state cambiate le regole che fino ad ora ci hanno azzoppato, è già scritto nel libro della storia che non ci sarà risultato. E ricordo anche una cosa: è passato il mese di marzo, il mese di aprile, di maggio, di giugno, di luglio, di agosto, siamo arrivati a ottobre. Quando c'è un'emergenza, e l'avete dichiarato che c'è l'emergenza, si dà soccorso immediatamente. Se il soccorso arriva in ritardo, il danno inevitabilmente resta. E ancora una volta, queste sono linee guida, non ne sono i progetti del piano. E ancora una volta, le azioni che vi abbiamo detto siamo disposti a sostenere da mesi non stanno arrivando. Ci preoccupa questo, non il piano che dovete costruire, ma i tempi con i quali non siete in grado di affrontare e dare le risposte al Paese. Presidente, c'è un tempo per ogni cosa, come sta scritto. Questo non è il tempo degli annunci trionfali, è il tempo dell'impegno. Questo non è il tempo di dire quello che vorremmo fare, ma è il tempo di fare le cose che servono. Questo non è, Ministro, il tempo dell'irreale, è il tempo del reale. Non è il tempo dell'antipolitica, è il tempo delle scelte di politica. Non è il tempo delle parole, ma quello dei fatti. E in ultimo, me lo lasci dire, non c'è più tempo. Sono linee guida, non sono ancora i progetti e il piano. Non possiamo perdere altro tempo.